In effetti ad inizio autunno si andrà al rinnovo del Consiglio provinciale, di fatto di quella squadra che è costituita attorno a Stefano Marcon, presidente della provincia. L'elezione dei consiglieri provinciali avviene attraverso il voto dei consiglieri comunali in funzione dei cittadini che questi rappresentano. È chiaro che un comune come Preganziolo è un comune mediamente popoloso, per cui il voto di un singolo consigliere pesa molto di più rispetto al voto di un piccolo comune. Quindi vorrebbe dire che il risultato sarebbe assolutamente influenzato in funzione di quello che sarà l'esito di questo ricorso, se confermerà la situazione attuale o se comunque la cambierà. E quindi penso si debbano fare anche delle valutazioni sul rinnovo del Consiglio provinciale stesso e sulle date stesse, perché se l'udienza è fissata per il 25 settembre e il rinnovo è previsto per inizio autunno, probabilmente queste date possono diventare anche incompatibili.